Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Buonasera amici telespettatori, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salute e Prevenzione. Oggi è una puntata un po' più movimentata rispetto alle altre perché siamo veramente a ridosso del Natale, quindi non trascurando mai e non perdendo mai di vista il nostro obiettivo, che è quello della salute, oggi la puntata la dedichiamo appunto alla dieta mediterranea. E siccome dicevo siamo in prossimità del Natale, manca veramente poco, quindi io ne ho approfittato per diciamo unire le due cose, quindi l'obiettivo della salute, come dicevo, e anche le buone pietanze che soprattutto grazie agli alimenti che poi vedremo, abbiamo allestito veramente anche un bel banchetto decorativo, e tutto ciò, dicevo, che ci offre la nostra bella terra di Calabria, riusciamo a fare. Vabbè, allora, bando alle premesse, mi avvicino subito così vi presento gli ospiti di quest'oggi. Buonasera, è un lieto ritorno per noi tutti, per me e per voi telespettatori. Grazie comunque di aver accettato il nostro invito alla dottoressa Chiropita Curti. Lei è un medico geriatra ed è anche una nutrizionista. E poi mi avvicino, posso Mario? Mi avvicino anche a Loredana De Brasi. Buonasera, grazie Loredana, grazie di essere qua. Grazie. Dunque, Loredana De Brasi è un agri-chef. Sì. Che significa agri-chef? Agri-chef significa, prima di andare in cucina, passare dal proprio orto e quindi vedere che cosa abbiamo nelle nostre campagne, nelle nostre piccole o grandi aziende agricole che produciamo, e quindi poi abbiamo il piacere di trasformare e offrire ai nostri ospiti. Insomma, io direi che piuttosto di chilometro zero, centimetro zero, sì, proprio, sì, perché voi dall'orto praticamente insomma, raccogliete e quindi si mangia a seconda della stagione, quindi un'alimentazione stagionale, no? E a seconda di quello che l'orto propone in quel momento, in quel periodo. Sì. Quindi veramente dall'orto alla cucina. Come nasce questa passione per... Ecco, la passione la si racconta subito, perché stamattina, passando prima dal mio orto, prima di venire qui, già avendo trovato tutte queste buone cose, significa essere orgogliosi e consapevoli di avere a disposizione del buon cibo, ma veramente del buon cibo, a parte poi lo specifico di un'agricoltura biologica, il rispetto completo proprio di quello che è tutto il processo produttivo, ma come me tanti altri, ma mi viene voglia di parlare sempre di queste cose perché non è solo da me che c'è questa realtà, ma è tutta la Calabria, e vorrei che sempre di più ne fossimo, come dire, orgogliosi, consapevoli perché, lo diciamo, di avere a disposizione tanta ricchezza. Assolutamente, assolutamente, perché poi insomma la Calabria offre veramente tanto di più di quello che uno si immagina, sì, no? Come terra, come prodotti, e quindi insomma poi ci soffermeremo. Allora io vedo delle piastre qua, sì, e siccome sicuramente tante persone che ci seguono da casa vorranno anche un'idea, no? Sì. Adesso ci si avvicina a 3 giornate di pranzi, di cene, no? Quindi magari occorrono anche delle idee originali, utilizzando sempre i nostri prodotti e badando sempre, poi per quello ci parleremo con la dottoressa, perché magari noi osiamo pure in questa circostanza, ecco, un po'. Ecco, allora possiamo anticipare che Loredana tu oggi preparerai un primo, quindi che è una pasta,
Sì, o il sugo per una pasta. Io vorrei preparare oggi intanto degli spiedini con del baccalà e melanzane. Ah, ecco. Perché ho trovato nell'orto queste melanzanine piccole. Guardate che queste melanzane non sono le ultime della stagione. Ecco, non sono poi le tipiche melanzane che magari si trovano nella stragrande maggioranza dei negozi di frutta o insomma nei grandi supermercati. Sono proprio già, insomma, dalla forma sono le ultime della stagione. Non sono proprio precise, non sono proprio, però insomma il sapore e la qualità sono eccezionali. Ora abbiamo tanto di cui parlare. Allora dicevamo una pasta. Allora poi invece facciamo una pasta con, vorrei fare una pasta con succo di mandarino e mandarini, mandarino nostro col nocciolo, quello calabrese, antico. Il vero mandarino. Sì, e con dell'anduia. Ecco, l'anduia che è un altro prodotto meraviglioso di tradizione cui possiamo... di suino, di agrumi, i nostri. Benissimo. E poi vedo anche del pesce, non so se si vede bene, facciamo vedere qua. Stamattina in pescheria ho trovato dello spada buono, sempre della famiglia del pesce azzurro come il baccalà. Non ho trovato le alici e questo mi dispiace moltissimo perché le alici è proprio la nostra. Vabbè, comunque, no, poi parleremo anche di questo perché merito all'attività, insomma, dove tu lavori quotidianamente, hai anche, perché tu lavori sulla costa tirrenica, nell'Alto Tirreno Cosentino, quindi diciamo che hai anche la possibilità tra collina e mare di destreggiarti abbastanza, insomma, tra i prodotti dell'orto e quelli del mare. Va bene. Allora, mentre tu ti attivi e ti accingi a preparare queste belle cose, che poi le ripetiamo, le vediamo insieme, ripetiamo, è anche un'idea che consigliamo, raggiungo la dottoressa Curti che, insomma, di tutto questo ne ha fatto il suo lavoro, no? Anche quotidiano. Io ne approfitto anche per ricordare, amici, questo... Vabbè, la dottoressa Curti, abbiamo sentito, un medico geriatra, è una nutrizionista, quindi veramente dedica la sua vita professionale a questo, e vivendo in una bella terra come la nostra, che ripetiamo ancora una volta ci offre queste belle opportunità, è chiaro che c'è una maggior soddisfazione, soprattutto oggi, perché magari, dottoressa, lei durante la sua attività quotidiana, no, si occupa anche di pazienti che hanno alcune patologie per cui deve studiare, deve fare la dieta mirata, no? Certo, è verissimo. Io sono estasiata, infatti l'ho detto da subito quando ho conosciuto la signora, questo banchetto è invitante, ha i nostri colori, i colori della nostra terra e sa di buono, perché sa di salute. Vorrei guidare la signora mentre sta preparando i prodotti in modo tale che arrivino anche informazioni scientifiche insieme a questo bel vedere. Questa adesso sta preparando questa dadolata di baccalà, noi sappiamo il pesce, abbiamo nominato anche il pesce azzurro, le proprietà. Certo, assolutamente, abbiamo parlato di dieta mediterranea, quindi poi avremo modo, diciamo, in questa trasmissione di raccontarla bene la dieta mediterranea, ma in particolare il baccalà. Il baccalà noi sappiamo che è un pesce, diciamo, che ha un alto contenuto di sodio, ma ha delle caratteristiche nutrizionali che forse pochi conoscono. È molto più proteico della carne, quindi ha per esempio per 100 grammi 39 grammi di proteine rispetto a 18-20 della carne, quindi è un pesce proteico e contiene ovviamente tutte quelle caratteristiche che rendono nobile il pesce, quindi gli immunonutrienti, gli omega 3 di cui ne conosciamo tutti gli effetti, in particolare antinfiammatori, antitumorali. Gli omega 3 sono immunonutrienti, quindi diciamo a dispetto di un contenuto di sodio leggermente più alto abbiamo grossi vantaggi nutrizionali, oltre le vitamine anche idrosolubili come per esempio la C, liposolubili la A, quindi voglio dire il baccalà è un ottimo diciamo, alimento da portare sulle nostre tavole. E poi il sodio non è un problema perché basta soltanto non aggiungerlo nelle altre pietanze se proprio vogliamo essere così diciamo precisi. Sappiamo che il baccalà insomma, è abbastanza ricco di sale e quindi insomma basta stare attenti magari durante la preparazione o poi a seconda, no, del gusto personale, ma si può anche evitare di aggiungere ulteriore sale, no? Sì, e lasciarlo magari così. Allora,
Quindi è possibile con i nostri prodotti, per esempio, organizzare il cenone di Natale, che nella stragrande maggioranza dei casi è, lo sappiamo, fatto tutto di pietanze a base, composto di pietanze a base di pesce. E quindi io dico anche un'altra cosa, che se andiamo in pescheria con pochi soldini in tasca, nel senso che compriamo il pesce più economico. È vero? Abbiamo più vantaggi. Abbiamo più vantaggi. È inversamente proporzionale, possiamo dire, il vantaggio, quindi meno spendiamo e spesso abbiamo più, portiamo sui nostri piatti e quindi nel nostro corpo alimenti veramente salutari come il pesce azzurro. Assolutamente, adesso non abbiamo qui nel nostro vassoio, perché ovviamente l'ha già spiegato Loredana, però il pensiero appunto è rivolto al pesce azzurro e alle alici, che poi si prestano ad una miriade di preparazioni. È vero. Allora, ritorniamo alla nostra dieta mediterranea. Perché fa così bene? Perché è così invidiata la nostra dieta in tutto il mondo? La dieta mediterranea, questa piramide, diciamo, che ora racconteremo, si stratifica di una distribuzione di alimenti dal basso verso l'alto, e che noi dobbiamo introdurre giornalmente nel nostro corpo, quindi mangiando nei pasti regolari, pranzo, cena, colazione, spuntini, eccetera, in modo tale da prevenire le principali cause di morte, che sono caratterizzati dalle malattie cardiovascolari, quindi per chi ci sente da casa, infarto, ictus, insomma, sono le principali cause di morte, e le malattie tumorali. E qui vedo, diciamo, diversi alimenti che hanno questa caratteristica. È stata una delle diete più studiate proprio a questi fini, in un tempo lunghissimo, perché parliamo dall'antropologo che l'ha portata, diciamo, in luce, che è Ansel Keys, poi da studi su 7 popolazioni, quindi il 7th Country Study, ed oggi veramente in questo lunghissimo arco di tempo che ha caratterizzato lo studio della dieta mediterranea possiamo dire con certezza, attraverso gli studi della nutrigenomica, cioè come gli alimenti che noi mangiamo e portiamo nei nostri piatti possono comunicare con il nostro DNA, quindi Roberta, col nostro corredo genetico che abbiamo ereditato, impedendo di trascrivere quei geni cattivi. E quindi noi li possiamo imbavagliare, i nostri geni, con una buona cucina. Questa insomma è stata una scoperta meravigliosa, no? Perché veramente quando si dice siamo quel che mangiamo anche, è vero, no? Feuerbach famoso, però è proprio vero, diciamo. È proprio così, quindi io dico sempre una cosa, no? Che non bisogna vietarsi nulla, credo, poi la dottoressa ce lo confermerà, per soprattutto questo tipo di alimenti. Sì, bravissima, anche perché credo, e questo lo riscontriamo quotidianamente, soprattutto chi come me svolge questa professione di nutrizionista, quanti falsi miti ci sono e che approccio molte volte hanno le persone quando si rivolgono a noi di tipo restrittivo, cioè entrano già nello studio, nell'ambulatorio dicendo dei pregiudizi e dicendo sono disposto a tutto pur di dimagrire oppure pur di... ma non è necessario, basta soltanto avere un buon senso e un equilibrio, sono le caratteristiche che devono essere, diciamo, sposate per chi vuole guadagnare salute. Quindi diciamo, intanto vi arriva lo sfrigolio delle melanzane e qua arriva anche un profumino meraviglioso. Esatto, anche l'olio d'oliva. Se facciamo una carrellata anche ai nostri prodotti di stagione, ed è anche un prodotto che la farà da padrone sulle nostre tavole, soprattutto nell'ambito dei contorni, delle minestre, eccetera, è il nostro famoso broccolo. Pensate che noi in Calabria abbiamo appunto questo broccolo ramoso calabrese che è veramente eccezionale, è vero? Come no? Il broccolo ha delle caratteristiche, intanto possiamo dire che è decisamente ipocalorico, per 100 grammi apporta più o meno 30-40 kcal, quindi ipocalorico, ha delle fibre che servono diciamo, a nutrire il nostro intestino e soprattutto i batteri del nostro intestino, che sono questa flora batterica famosa che ci serve per guadagnare salute, sempre, diciamo, collegandosi a quel concetto di nutrigenomica. Nutro i miei geni e soprattutto permetto l'espressione genica di ciò che ci fa guadagnare salute, imbavagliando il cattivo.
ma la caratteristica, diciamo, che ormai ha reso famoso il broccolo, in particolare questa categoria, è proprio la capacità antitumorale. Sono le sostanze biochimiche, ora non rendiamo tutto difficile, ma insomma giusto per dire un linguaggio semplice, ma isotiocenati, glucosilati, insomma sono praticamente delle sostanze che hanno questa capacità, oltre tutti i polifenoli, e quindi le sostanze che diciamo bloccano il processo di invecchiamento, arrestando la produzione di radicali liberi. I radicali liberi sono questi prodotti di scarto, se così li vogliamo definire, che noi produciamo per una vita squilibrata: fumo, stress, alimentazione sbagliata, eccesso calorico. Ecco, loro ci difendono. Questo è bellissimo, cioè mangiare una porzione quando, e poi io sono sempre per la stagionalità. Sì, anch'io. È vero, mangiare una bella porzione. Quante porzioni di frutta e verdura al giorno bisognerebbe mangiare per stare, no? Secondo la dieta mediterranea 5, il che significa, ma questo perché rappresentano i nostri spazzini, o comunque diciamo i collaboratori domestici. Se noi vogliamo tenere pulito il nostro organismo e sano, quindi allontanando tutte le sostanze tossiche, dobbiamo introdurre almeno 2 porzioni di verdura al giorno, quindi sempre nei pasti, e la frutta distribuita, diciamo, tra spuntini, anche la colazione. Per esempio qua vedo della frutta meravigliosa. Abbiamo i nostri agrumi di Calabria, che sono veramente un altro prodotto diciamo di eccellenza. Di eccellenza, assolutamente. Leggevo anche sul libro, lo ricordo anche il libro che abbiamo già presentato lo scorso anno nella sua trasmissione, Il gusto del Sud, e saluto anche l'amico Santi Orrigo che si è reso promotore anche di tutto questo, dove tra tutti gli altri grandi professionisti che hanno collaborato alla stesura di questo libro c'è anche la dottoressa Curti, e dicevo, questo broccolo per esempio, in questo libro leggevo che si presta a tanti usi e anche ad essere conservato sott'olio. Certo. Non perde nulla delle sue proprietà? Allora, la verdura in generale tutta, ma in particolare anche il broccolo, sì, ovviamente quando viene sbollentato perde parte delle sue proprietà, ma nella conservazione con l'olio le riacquista, soprattutto soprattutto se un olio extravergine d'oliva, e noi in Calabria ne abbiamo di eccellente. Ogni provincia della nostra magnifica regione ha un olio di eccellenza con delle caratteristiche peculiari, ma ciò che rende veramente antiossidante l'olio, a crudo naturalmente, è la vitamina E. La vitamina E è una delle vitamine, diciamo, con un'importanza fondamentale nel processo di invecchiamento, è la vitamina della bellezza cosiddetta. E quindi, voglio dire, noi riusciamo a compensare... Utilizzando l'olio a crudo abbiamo l'esaltazione proprio delle proprietà antiossidanti. Del broccolo però vorrei dire una cosa, a par condicio, anche per dare qualche informazione a chi ci ascolta e magari a qualche disturbo intestinale, di meteorismo eccetera, in realtà ci sono delle fibre che diciamo, favoriscono la produzione di gas. Appartengono i broccoli al gruppo delle crucifere e questo, diciamo, va tenuto in conto, ma non significa eliminarlo. No, sarebbe un errore. Bisogna, e questo ci può aiutare anche la signora. È il tipo di preparazione più che di cottura. La signora Loredana poi su questo ci supporterà, perché io consiglio sempre ai miei pazienti colitici di passarlo, omogeneizzarlo e presentarlo, diciamo, su un piatto con pane tostato. Questo e olio crudo rigorosamente, questo non crea nessun problema di meteorismo e rende ancora più prezioso una purea di broccolo nero, dai, diciamo così, condito con il nostro meraviglioso olio a crudo. Esatto. E un'altra cosa, a chi soffre di tiroide dobbiamo anche ricordare che il gruppo delle crucifere, così come la soia, che è un legume anche se non è proprio della nostra tradizione, contiene un enzima un po' inibente la tiroide, la goitrina, però anche questo non è, diciamo, limitante, perché tutto, diciamo, rende più o meno tossico un alimento, comunque dannoso, sulla quantità, quindi non è... Assolutamente. Una cosa che penso di interpretare un po' il pensiero di molti telespettatori, no, che in questo momento ci stanno osservando.
e stanno sentendo proprio lo sfrigolio dell'olio. No? Spesso noi ci poniamo un po' tutti questa domanda: ma come dobbiamo friggere? Con l'olio d'oliva, con l'olio di arachidi, piuttosto che con l'olio, non so, di mais o quant'altro? No, io sento sempre questa domanda, è frequente. Certo. Io sinceramente per le piccole quantità vado con l'olio d'oliva, però insomma quando bisogna fare delle cose in un quantitativo maggiore e ci viene anche da, non lo so, che cosa possiamo... La frittura, diciamo, dobbiamo spiegare questo: l'olio d'oliva ha un punto di fumo più alto, ecco quello che noi vediamo ora è il punto di fumo. L'olio d'oliva ha il punto di fumo più alto, quindi un po' ci tutela dalla degradazione dell'alimento. Altri oli, non so, sono sempre oli vegetali, non sono dannosi, però è ovvio che hanno un punto di fumo più basso, quindi diciamo che non si deteriorano a una temperatura inferiore, questo fa la differenza. Ad ogni modo, per quanto i nutrizionisti sconsiglino le fritture, ecco, la piramide, io ricordo sempre, anche una punta, non ha soltanto una base e dei gradini, c'è una punta dove è prevista l'introduzione di alimenti, tra cui le fritture, che tra gli svantaggi che assorbe molto olio e quindi aumenta il potere calorico, produce questa sostanza che ahimè è cancerosa, che è l'oleocrina, la creolina, però è anche vero che strizza un po' la bile e quindi diciamo anche nella digestione tutto sommato insomma, ma una volta a settimana una fritturina si può fare una volta a settimana, ecco, questo è l'importante, no? Poi per il resto chiaramente se si come tutto, no? Poi insomma è la moderazione che fa la differenza. Il messaggio che deve passare è questo: moderazione e non limitare il gusto. Esattamente. Loredana, a che punto siamo con questo? Questo fa parte dell'antipasto? Questo è l'antipasto, in tre, come dite voi chef. Sì, con un bel vino bianco calabrese. Ecco, insomma, ce ne abbiamo anche di buonissimi e quindi aspettiamo poi la composizione di questo piatto che, lo ricordiamo, prevede il baccalà con la melanzana, giusto Loredana? Va bene. Perfetto. Allora, nel cestino, a fianco, a fare compagnia al nostro broccolo, ai nostri broccoli che ricordiamo sono autoctoni, da coltivatura biologica, eccetera, e a questo io a questo punto vorrei ricordare gli amici della Coldiretti, no? Che loro sono i promotori di tutta questa bella come possiamo dire di questa presentazione colorata. Esatto. E perché ho delle belle informazioni, anche importanti informazioni da darvi. Allora, sul biologico, sappiamo che sul biologico si dice tanto, no? Abbiamo tanti dubbi, spesso quando si parla di fare biologico, dottoressa Curti, non è poi così facile, il discorso è molto complesso. E allora noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo informarci e dobbiamo praticamente seguire quelle che sono le filiere. Ecco, questo è il segreto. Allora, vi dico, anche perché io l'ho appreso anche oggi, no? Che vi sono già, a proposito, allora se uno dice ma io vedo tutta questa bella roba, no? Questi bei prodotti di coltivazione biologica, dove li posso andare a comprare, a cercare, a trovare? Allora, ci sono i punti di Campagna Amica, no? E per quanto riguarda la Calabria, intanto vi dico che ci sono 2 mercati coperti di Campagna Amica che sono fissi e sono sempre lì. Uno è nella città di Catanzaro e l'altro nella città di Reggio Calabria, e preannunciamo che quanto prima sarà anche su Cosenza inaugurato questo mercato coperto di Campagna Amica, dove quotidianamente ci possiamo recare per la nostra spesa di prodotti a chilometro zero, che questo è importantissimo. E poi vi sono chiaramente in questo periodo vi sono tutti gli altri punti di Campagna Amica che sono in prossimità delle nostre città e che si svolgono ogni settimana. Allora, su Rende, su Cosenza, Palmi, a Reggio Calabria, Paola e oltre ad altri 20 punti di Campagna Amica. Quindi se volete veramente reperire questi prodotti biologici e nostri, della nostra terra autoctoni, lo potete trovare lì.
come ad esempio la pasta. La pasta, buonissima. La pasta, a noi ci piace assai questa pasta, Sì. poi soprattutto a noi italiani, no? Sì. Siamo veramente, l'abbiamo inventata noi. Esatto, Oh è no. vero, questo va detto. E poi un cereale, ecco appunto, che diciamo, si trova alla base della nostra piramide, insieme all'acqua, che ovviamente è un nutriente anche quello, Sì, e che non possiamo farci mancare. Spesso tutti hanno paura della pasta e lo identificano come l'alimento ingrassante. Non è assolutamente vero, sia a parità di calorie, perché comunque anche rispetto al pane più o meno sono sovrapponibili. Poi i condimenti, Poi no? sono i Forse che condimenti, fanno. le porzioni, certo, ma comunque è un cereale che ci garantisce un apporto di zuccheri complessi, quindi lenti, diciamo più difficili da degradare e quindi che mantengono la glicemia in modo più costante, ed è un nutriente fondamentale perché lo zucchero è chiaramente il carburante pulito delle nostre cellule, quindi farsi mancare la pasta non è un atteggiamento corretto e come dicevo, ripeto, appartiene al gruppo dei cereali. Se noi andiamo a guardare questa bellissima tavolata, la dieta mediterranea è una dieta semi-vegetariana, il 3/4 sono di origine vegetale, quindi quello spicchio che appartiene alle proteine, dove ci sono le proteine nobili, quindi pesce in questo caso, ma anche la carne, e i legumi che sono le proteine vegetali, questo rende completa la nutrizione. Adesso mi scusi dottoressa, lo interrompo perché incombe la pubblicità. Bene. E intanto stiamo approntando il piatto, l'entrée che ha preparato la nostra Loredana, quindi amici non cambiate canale, rimanete con noi perché pochi minuti e ritorneremo insieme. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati, allora noi siamo veramente inebriati da questi profumini, dalle pietanze che sta preparando la nostra agri-chef Loredana De Brasi. E lei che ha preparato già la prima pietanza, l'entrée, questo antipastino. Allora Loredana, ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto da poco che cosa hai preparato. Ho preparato uno spiedino semplicissimo, con delle melanzanine tenere e del baccalà. Perfetto. Baccalà fritto in lo stesso olio d'oliva, prima le melanzane e poi il baccalà. Sì. E poi ho aggiunto questi ciliegini per dare un colore alla pietanza, perché la mise in place di un piatto anche in casa è bello. Poi il rosso, insomma, anche in casa si può curare. Assolutamente sì, quindi amici, mi raccomando, magari questo potete prenderlo anche come idea, no? Per l'imminente cenone di Natale, fare questo per sorprendere anche un po' gli ospiti, fare questa bella entratina. Allora, Loredana, tu vivi a Cittadella del Capo, no? Vivevo a Cittadella, però poi mi sono trasferita in questa piccola località che si chiama Cirimarco. Cirimarco, che è sempre lì vicino. Sì, vicino, il comune Bonifati. Io mi trovo a 300 metri sul livello del mare, avevamo questa casa di famiglia e abbiamo deciso di cambiare un po' vita, attività, e ci siamo rimessi in gioco con un bellissimo progetto che stiamo cercando di portare avanti, un agriturismo e un'azienda agricola di base. Ecco, i vostri clienti, no? Come hanno accolto, come apprezzano questo modo di fare cucina, di fare ristorazione, soprattutto l'attenzione, perché in questo caso l'attenzione è tutta proiettata verso chi viene a trovarvi, no? Chi viene a gustare le cose presso il vostro agriturismo. Sì, nell'agriturismo vengono persone da tutte le parti del mondo, perché oramai i social ci aiutano moltissimo a farci conoscere e a contattare più facilmente le persone, e l'idea che le persone vengono per apprezzare la nostra semplicità, la nostra autenticità, ti rende ancora di più amorevoli del proprio lavoro. Ecco, questo è bellissimo. Io amo questo lavoro, questa mia esperienza, perché mi arricchisce quotidianamente
Da noi sono venuti in pochi anni che siamo aperti, ma gente dal nord Europa, dall'America, e se io penso che un nostro cliente parte da San Francisco e viene a Cirimarco e rimane felice, perché poi rimane anche un bel contatto, certo. Ci sono le testimonianze di questi buoni rapporti, perché noi in Calabria, insomma, amiamo l'accoglienza. Sì, sottovalutiamo queste nostre, come dire, meraviglie. Una domanda: si lasciano consigliare, no? Le persone, gli avventori del vostro agriturismo, si lasciano consigliare così dalla sì, si lasciano consigliare seconda della stagione, i prodotti e quant'altro, no? Perché magari può arrivare qualcuno con delle pretese. Sì, allora, il cliente dell'agriturismo è un cliente meraviglioso, perché arriva colto, informato, già quasi sa cosa si aspetta, certo. Sì, perché nell'agriturismo è un'esperienza non solo di consumo, ma è anche un'esperienza emozionale, dico io, perché certo. Bisogna trovare, cioè quando poi si trova un buon paesaggio, certo. una produzione rispettando tutti i canoni della sostenibilità, avere delle pietanze fresche appena raccolte. Allora noi diciamo quello che c'è, ed è anche un po' a sorpresa. Non c'è un menù, certo, con le 10 cose, perché non siamo un ristorante. Certo, noi a seconda di quello che abbiamo in campagna lo proponiamo ai nostri clienti. Quasi sempre è anche un menù a sorpresa, infatti certo. Quasi sempre sono menù degustazione. E quindi si apprezza quello che quotidianamente sì, l'orto e la stagione possono mettere a disposizione, ma io credo anche, dottoressa Curti, che ormai l'idea, no, della ricerca della qualità mirata al benessere credo che si stia diffondendo tantissimo, certo. No? Assolutamente, questo ecco, come ha detto prima la signora, per fortuna la divulgazione ci permette di far arrivare dei messaggi corretti a una popolazione più ampia, ecco, quindi non è necessario soltanto certo. rivolgersi ai diciamo, luoghi di cura, ma anche in questo momento stiamo facendo informazione e divulgazione, quindi questo permette, voglio dire, di far capire come potersi orientare per guadagnare salute. L'attenzione sul benessere è fondamentale, ma anche perché, e qua parlo da geriatra, oramai è riconosciuto dalle società scientifiche di settore come l'invecchiamento diciamo, sia rallentato biologicamente. A 75 anni infatti vengono individuati ormai gli anziani che hanno 20 anni di meno, quindi noi siamo trentenni. Noi siamo trentenni, sì, ieri di essere trentenni. Sì. Dunque, non so se vuole fare un assaggino o dopo. Belli caldi, quindi vogliamo... vabbè, avevamo parlato, ci eravamo interrotti prima della pubblicità della pasta, perché adesso Loredana si accinge a preparare il primo piatto. Sì. La pasta, lo ricordo, amici telespettatori, che noi abbiamo in Italia, soprattutto nel sud Italia, dei bei granai, no? Che sono le regioni Calabria, Sicilia, Sardegna. Certo. E quindi questa ricerca si sta però diffondendo. Abbiamo sentito quanto sia importante anche il consumo della pasta nella dieta quotidiana. Però io devo dire una cosa, sta aumentando anche il numero delle persone affette da questa intolleranza al glutine, no? Che è questa sostanza. Allora, perché va bene, si fa più diagnosi di celiachia. La celiachia in realtà viene definita un'intolleranza al glutine, è una patologia autoimmunitaria, quindi voglio dire è giustificata l'eliminazione del glutine, questa proteina che si trova all'interno diciamo, della pasta, e soltanto per le persone che soffrono di celiachia, quindi una patologia che deve essere diagnosticata, certo. E quindi voglio dire ci sono delle procedure per farlo, no? Oltre che gli specialisti adeguati. Molte persone trovano giovamento dall'eliminazione della pasta e quindi spontaneamente pensano di essere intolleranti al glutine o comunque sensibili al glutine, e questa è la maggioranza delle persone.
ma anche gli specialisti di settore, noi comunque, consigliamo di non abolire il glutine. Magari momentaneamente in un diciamo, episodio acuto si può temporaneamente sospendere, ma perché alla base c'è un'infiammazione e magari viene assorbito meno, diciamo, la difficoltà di essere assorbita, però non è giustificabile, anche perché non sottovalutiamo l'importanza della barriera intestinale, che barriera non deve far pensare a un muro, ma anzi al contrario è un sistema dinamico che serve per l'assorbimento dei nutrienti, ma non soltanto. L'intestino produce ormoni, produce sostanze e quindi questa funzione potrebbe essere compromessa. E poi gli alimenti, tra cui anche la pasta, diventano un nutrimento per i batteri. Noi dobbiamo alimentarci in modo adeguato, quindi attraverso la dieta mediterranea, per selezionare i batteri buoni, quelli che ci fanno guadagnare salute. Bene, allora qua abbiamo anche in Calabria la nostra pasta, no? Perché se dobbiamo comprare le paste da fuori regione, perché noi abbiamo le nostre paste, compriamo le nostre paste. Come questa che vedete qui sul nostro banchetto dell'esposizione, la pasta. No, era un messaggio alla nostra regia. Eccola qua. Questa pasta, quindi da filiera, controllata e tutto, viene prodotta da un'azienda di Cutro, quindi nella nostra Calabria, per cui anche in questa occasione comprare questi prodotti in un punto di Campagna Amica lo possiamo fare, troviamo adesso, vedete, vari formati, sappiamo veramente cosa mettiamo sulle nostre tavole, nei nostri piatti, come anche il pomodoro, il re pomodoro, che poi vediamo sotto forma di passata di pomodoro per, diciamo, condire, ecco, le nostre paste. E poi come pomodoro abbiamo visto per altri utilizzi. Sul pomodoro bisogna dare un'informazione. Il pomodoro insieme alle carote e alla zucca sono gli unici alimenti che cotti aumentano la loro capacità antiossidante. Ecco. Quindi le sostanze, pomodoro, zucca e carote. Quindi il pomodoro cotto, diciamo, aumenta il suo licopene, che è questa sostanza antiossidante, per cui questo lo rende, diciamo, particolare insieme comunque anche alla zucca e alle carote, ed è un fortissimo antiossidante. Quindi una bella pasta al pomodoro semplice è veramente una cosa nutriente e salutare. Certo. Allora Loredana, questo broccoletto lo stiamo riducendo in cimette, perché? Sì, perché io vorrei farò una crema di broccolo con una ricetta per condirci una pasta, perché oggi facciamo un po' di primi piatti. Ecco. Facciamo questa. Allora, intanto vorrei dare pure qualche piccolo consiglio in casa. Certo. Quando noi scaldiamo i broccoli o tutte le verdure, specialmente se abbiamo intenzione di fare la pasta con il broccolo come oggi, quest'acqua di cottura sfruttiamola per cuocerci la pasta. Così come la dottoressa già ci consiglia sempre, noi conserviamo anche qualche vitamina, vero? Come no, assolutamente. Ecco. È una informazione correttissima, giustissima, anche perché poi quelle sostanze entrano nella nostra pasta, soprattutto se la signora, insomma, Loredana può confermare, non la cuociamo tantissimo. Diciamo che più è al dente meglio è dal punto di vista nutritivo. Sì, ma la nostra pasta di grani duri comunque quei 10-15 minuti ci vogliono. Per rimanere sempre al dente, da 10-15 minuti la pasta di grano duro effettivamente. Però è bello sentire, no, questa cottura al dente, perché è più buona e abbiamo sentito è anche più salutare. Assolutamente. Ok, allora anche gli agrumi verranno poi, no, messi. Allora questa qui è soltanto alici e broccoli. Poi faremo mandarino quindi una salsa induio. Per condire una pasta. Una pasta, una crema di solo verdure. Di solo verdure, è buonissimo.
Allora parliamo anche dei cereali. Certo, no? sì, anche sì, nella nostra terra, lo diciamo sempre, tanto qui sopra vedete tutte cose, alimenti, amici da casa, di cui la nostra Calabria è ricca. Ci sono produttori veramente testardi, cocciuti, che selezionano il meglio per portare veramente le cose, i prodotti migliori. Dunque, questi abbiamo vari tipi di fagioli, abbiamo, è vero Loredana, anche il fagiolo detto fagiolo pisello, perché ricorda nella sua forma questo tondeggiante, no? Sì, sì, questa... del pisellino. Qual è l'utilizzo di questi? Ecco, questo qui è un fagiolo particolare, si chiama piccolo, no? Somiglia quasi ad una lenticchia gigante, diciamo. O al farro, ancora meglio. Ancora meglio farro, sì. Si chiama minuto, proprio minutillo lo chiamavano in dialetto calabrese, e questo qui si coltiva di solito in campi misti, zucca, dove si seminano zucche, mais e fagioli, e da solo si arrampica poi alle piante di Gran Turco. Queste combinazioni fra l'altro ci aiutano poi per non utilizzare prodotti chimici, insomma la sinergia tra loro è più ma adesso si mira, no? Si guarda tanto a questo tipo di cose, no? La biodiversità. Certo, assolutamente. Sì. E invece l'altro tipo è... Infatti le aziende piccole come la mia si possono veramente difendere all'insegna proprio di una biodiversità come progetto produttivo, perché mi rendo conto che potrei fare molto di più, nonostante le piccole dimensioni. Intanto la varietà di verdure, stare attenti ai semi antichi, avere un'aiuola di erbe aromatiche. Qui ci sono timo, rosmarino, maggiorana, prezzemolo, lauro, salvia, sedano, sandalo, ecco, coriandolo. Cioè veramente menta. Il sandalo dove lo utilizzi? In quale pietanza, Loredana? Ma io il sandalo... Che uso si fa? Io sai che io ancora in cucina non ho trovato dove utilizzare. Non hai sperimentato il sandalo, però ci dobbiamo pensare. Infatti, però guardate, sentite un po' l'odore. Il sandalo viene usato anche molto in cosmetica, no? Sì. Beh, un odore pungente ma forte, bello, sì. Forte, sì. Nell'alimentazione ancora non mi è venuta un'ispirazione precisa. Secondo me andrebbe utilizzato anche se in piccolissime, perché è abbastanza pungente come, però voglio dire, fare anche delle belle aiuole con questi. Sì, infatti è una pianta bellissima. E non mi sembra, diciamo, un po' ricorda il mentolo, quindi ha praticamente questo odore, per farlo capire a chi ci ascolta, diciamo di apertura dei polmoni, quindi in effetti è veramente eccezionale. E poi non trascuriamo di menzionare il nostro peperoncino di Calabria, no? Assolutamente, assolutamente. Si apre tutto un capitolo e un mondo, no? Parlando del peperoncino. Certo, infatti non manca, non manca mai sulle nostre tavole. No, è vero, il peperoncino. Ricordiamo le capacità splendide, eccezionali che ha il peperoncino di Calabria. Il peperoncino di Calabria è un antinfiammatorio per eccellenza e un vasodilatatore. Quindi diciamo la sua applicazione in cucina in realtà è nata per la conservazione degli alimenti, infatti la nostra salsiccia è una salsiccia rossa e quindi per ridurne anche la sapidità, quindi utilizzare le spezie, gli aromi permette agli esperti in cucina, ma anche a noi che cuciniamo a casa, di ridurre l'utilizzo di sale. Certo. E il peperoncino in particolare ha queste capacità antinfiammatorie e quindi problemi di artrosi, di artrite in particolare, e vasodilatante, per cui va benissimo anche a chi ha problemi cardiovascolari. Ha un piccolo neo per chi soffre, una controindicazione, lo dobbiamo sempre dire, per chi soffre di problemi urogenitali, diciamo, e gastrici, diciamo, per questi pazienti ovviamente che ha una di stomaco, gastrite, malattie da reflusso, non è proprio consigliabile, non è proprio consigliabile per questi pazienti.
Per il resto? Per il resto no, assolutamente eccezionale. Poi si conserva in tanti modi anche il peperoncino, quindi certo, sicuramente molto apprezzato quando è la stagione, no, fresco, certo, ma è anche tanto apprezzato, si conserva in tantissimi modi, magari sott'olio, magari triturato, no? Sì, serve assolutamente per condire. E si possono insaporire poi tante buone minestre, tanti buoni piatti. Tra cui anche, credo, insomma, l'unione di cereali, di cui parlavamo prima, tra cui la pasta e i legumi, dà un sapore unico, così come ci potrà confermare la signora. Signori, una bella pasta e ceci, una bella pasta e lenticchie, no? Su questo bisogna dire, sulla pasta e ceci, pasta e lenticchie, noi dobbiamo dire una cosa che credo che sicuramente interesserà ai nostri ascoltatori. In particolare chi fa diete dimagrandi, la prima cosa che fa elimina la pasta. Bene, bisogna sapere che la pasta contiene 2 aminoacidi, metionina e cistina, di cui la cistina, che viene molto utilizzata in alcuni integratori, è un aminoacido indispensabile per gli annessi cutanei, per cui diciamo i capelli. Ecco perché molte diete ipocaloriche, prive di cereali, in particolare la pasta, creano questo problema, mentre si associa e si sposa benissimo con i legumi, perché vengono compensati questi aminoacidi presenti nei legumi, così come i legumi contengono un aminoacido indispensabile, la lisina, che non è contenuta nei cereali. Allora, adesso seguiamo questa fase di preparazione, stiamo scartando questo bel pacchetto di pasta, lo ricordo, è una pasta di grano duro delle sorelle Salerno, prodotta dalle sorelle Salerno, che è un'azienda di Cutro, quindi in provincia di Crotone. Abbiamo queste, lo ricordo ancora, amici da casa, ecco, per fare una bella spesa a chilometro zero, quindi consumare i nostri prodotti buoni, biologici e sicuri, basta recarsi in un punto di campagna amica e trovare tutti questi prodotti eccezionali della nostra Calabria. Allora, dicevamo anche, dicevo prima alla signora Loredana, la nostra Gris-Chef, no, lei vive in questo posto bellissimo che è il Tirreno Cosentino, quindi sulla metà strada, no, tra collina e mare, e ha anche la possibilità quindi di poter adoperare anche questo pesce fresco, no? Lei dice, l'abbiamo sentito, io non so insomma tra 2 giorni cosa potrò preparare, perché voglio sapere, voglio vedere quello che mi offre il mio orto innanzitutto, e quello che mi offre il mare che è vicino a me, che ho sotto casa, e vediamo dei trancetti di pesce spada. Abbiamo parlato, no? Lo sappiamo tutti, l'abbiamo letto anche e trattato in questo libro di questo prodotto squisito che è il pesce spada, no? Così come anche il tonno di Calabria. Certo, no? il tonno sì. Ecco. Hanno, diciamo, delle proprietà nutrizionali eccezionali, sono proteici e quindi noi sappiamo bene che le proteine sono indispensabili nell'alimentazione. Le proteine non hanno la funzione di darci energia, ma al contrario hanno una funzione plastica, quella quindi di costruire il nostro apparato muscolare, ma non solo, hanno un turnover veloce in tutte le membrane cellulari, nell'intestino, sono i nostri anticorpi, quindi introdurre un alimento proteico è necessario, sia di natura vegetale che di natura animale. In particolare il pesce spada, dicevamo, contiene molte proteine per 100 grammi e delle sostanze antiossidanti, quindi non solo le vitamine, molte vitamine idrosolubili e liposolubili, ma anche diciamo gli omega 3. Queste sostanze che hanno un'azione immunonutriente, quindi, come dice il termine, vanno a rinforzare le nostre difese immunitarie e quindi per questo si caratterizzano come, diciamo, degli elementi antitumorali. Certo, questo è importantissimo. Poi io voglio dire anche una cosa, no? Sono prodotti, per esempio anche il pesce spada,
Sì. che anche preparati, cucinati in maniera molto semplice, gustosissimi. sono gustosissimi, no? Perché certo. sono buoni di loro. Certo. Allora, per esempio, fare una bella fetta di pesce spada arrostita, no? E poi magari certo. condita con il nostro famoso olio a crudo, con un po' di salmoriglio, olio e limone, con i nostri limoni, insomma, diventa un piatto veramente gustoso. E poi saziante, perché il vantaggio delle proteine rispetto ai cereali è che hanno, diciamo, non determinano una produzione di insulina, che è l'ormone tra virgolette ingrassante, no? Per cui saziano prima, hanno un potere, diciamo, più stimolano di meno la fame. Certo, ecco. in questo caso un bel trancetto facciamo di 200 grammi, sì. no? Accompagnato da un buon contorno di verdura, può rappresentare anche... No? Certo, assolutamente, praticamente soddisfa quasi, diciamo, su una persona di 50 kg ha quasi il 90% di apporto proteico, sono circa 40 grammi di proteine con omega 3, e poi condito con olio d'oliva, antiossidanti. Loredana, ci volevi comunicare qualcosa? Che praticamente la base per la pasta comunque, ritornando, no, facciamo sempre quest'olio con, un po' di aglio, e sempre questo peperoncino a scaglie. Ecco il nostro peperoncino a scaglie, sì. Lo dicevamo, Ecco. che si può presentare in tanti modi. Certo. E quindi mettere tutto questo e fare questa bella questa base per condire. Sì. Bene. Che tipo di pasta vogliamo utilizzare? Abbiamo utilizzato una specie Io ho usato tipo una calamarata. Una calamarata, sì. Perché così si condisce di più, assorbe di più la cremosità del broccolo. Quindi verrà poi alla fine una pasta un po' cremosa, no? Un po' cremosa, sì. Io sto seguendo particolarmente perché voglio rubare le idee. Penso che lo stiamo facendo tutti. E poi sono, insomma, come lo dicevamo, sono tutti prodotti che sono previsti e che non possono mancare sulle nostre tavole in queste giornate di festività, perché insomma sono stagionali, no? Certo. Perché una volta non si badava solo e si poteva preparare solo pietanze a seconda della stagione, di quello che offriva la stagione. È questo. Ecco, allora aspettiamo che si faccia pure questa cosa. Cosa? Pubblicità? No, oggi il tempo sta veramente correndo. Allora amici, pubblicità, non cambiate canale, mi raccomando, perché ancora abbiamo tante cosette da mostrarvi e tanti consigli da darvi. A tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci siamo posizionati qua tipo angioletti custodi, no? Perché noi vogliamo vedere, la dottoressa Curtino vogliamo vedere da vicino ormai gli ultimi passaggi di questa pasta. Allora vi ricordo, amici, per chi si fosse messo all'ascolto da poco, siamo in compagnia dell'agri-chef Loredana De Brasi, della dottoressa Achiropita Curti, per questa puntata un po' particolare di salute e prevenzione, puntata a ridosso del Natale, quindi ne approfittiamo per parlare di cibi, di prodotti nostri, della nostra terra, della nostra Calabria, che veramente ha da offrire tantissimo, tanto più di quello che noi immaginiamo. E tutti questi prodotti che vedete qua sono biologici, controllati, soprattutto dalla nostra, presso l'azienda della nostra Loredana De Brasi, che lo ricordo gestisce questo agriturismo sulla costa tirrenica, precisamente nel comune di Bonifati. Cirimatto, perfetto. Cirimatto, quindi e lei è nel suo orticello, c'ha tutto sotto controllo, dice io vado lì al mattino, vedo che cosa c'è di buono, quindi si mangia e si offre ai clienti veramente il prodotto di stagione, biologico e quant'altro. Allora, abbiamo visto prima questi antipastini, Mario, dopo se non ti è difficile li faccio vedere. Adesso la pasta, questa pasta che abbiamo fatto utilizzando, lessando delle cime di broccolo nero, che è il broccolo di Calabria, ottimo, ramato si dice? Ramato.
Ecco, abbiamo poi grossolanamente frullato queste cimette e nell'acqua abbiamo lessato questa pasta, sempre una pasta di grano duro nostra, calabrese, con i nostri grani realizzata, reperibile nei punti di Campagna Amica, ed è prodotta dall'azienda Sorelle Salerno di Cutro. Questa bella pasta, una calamarata come formato, adesso viene messa qua. Facciamo questo connubio in quest'olio di oliva, fatto con l'aglio, un po' di peperoncino in scaglie, e per addensare lasciamo questa acquetta di cottura, un po' di acqua del broccolo, e adesso il passaggio fondamentale. Nella stessa acqua di cottura del broccolo abbiamo cotto la pasta, bravissima, in modo che abbiamo... Ricordiamo, abbiamo già detto prima con la dottoressa Curti, l'importanza di mangiare la pasta al dente. Sì, assolutamente. Perché è più digeribile. Sì, l'amido non viene denaturato e quindi diciamo è più digeribile, è più sana, e tra l'altro nell'acqua di cottura, come giustamente ha fatto Loredana, ha recuperato tutte quelle vitamine, insomma gli antiossidanti persi dal broccolo che è stato sbollentato. Perfetto. L'aggiunta dell'acciughina sott'olio che dona, e poi controlliamo anche la sapidità, perché l'acciughina, come sappiamo tutti, è abbastanza salata. Ma infatti il di sale ne dobbiamo usare sempre di meno, perché poi la sapidità, le spezie, gli aromi, il gusto delle singole cose aiutano moltissimo a raggiungere un buon adesso una bella spadellata, e questo, amici, può essere anche un'idea che vi diamo per i vostri pranzi o per le vostre cene di questo periodo di festività, che sono piatti semplici ma gustosissimi e soprattutto realizzabili con i nostri prodotti bio. Ecco, quindi una bella mantecata adesso con questa pasta, abbiamo messo anche il peperoncino che è immancabile, poi ognuno si regola da sé, ci sono anche le bocche d'amianto che vogliono questi sapori forti di peperoncino, come no, che riescono a reggere, riescono a sopportare e a reggere, però insomma noi dobbiamo dare sempre le due opportunità. Assolutamente. Ad aggiungere si fa sempre in tempo. Vedo davanti lì anche un piccolo piattino dove abbiamo del pane, varie tipologie di pane che fate anche voi, no? Presso il vostro agriturismo, ovviamente utilizzando queste farine selezionate. Un pane ai 5 cereali, un pane bianco e della mollica di pane. Io vorrei parlare di questa mollica di pane, perché noi soprattutto in Calabria la utilizziamo tantissimo. È vero, Loredana? Sì, è vero. Infatti io ce la vedrei un po' qua sopra, tostata prima magari. Tostata prima, infatti c'è anche della fresella, guardi, morbidissima, e possiamo fare questo gioco qui. Questa mi mancava, la fresellina sbriciolata dentro. Bene, bravo. Il pane è qui per parlare anche di utilizzo di cose che rimangono in casa. Per esempio, quando abbiamo del pane vecchio, possiamo ritornare ai crostini tagliato così sottilmente e con dell'olio buono, e già può essere un antipasto. E la giriamo a bruschettina, la pancetta. Va bene, la bollica di pane la mettiamo in tante nostre pietanze, ma lo possiamo mettere anche per fare le classiche polpette, polpettoni che i ragazzi amano. Adesso la pasta è veramente al punto giusto di mantecatura, secondo me, almeno a vederla da così. È proprio... Insomma, ragazzi, non vi dico che profumino, amici telespettatori, che arriva da qua. Ve lo vorremmo trasmettere, ma comunque immaginatelo, dai, immaginatelo. Allora facciamo un po' di spazio, anche perché poi io sono curiosa di vedere, lo so che il tempo stringe, ma sono curiosa di vedere anche il secondo sugo che preparerà la nostra Loredana, che è fatto appunto utilizzando gli agrumi. Dottoressa Curti, gli agrumi sono un altro tesoro della nostra Calabria, no? Assolutamente sì. Beh, le clementine sono i GP, insomma, comunque li vedo mandarini, non ci possiamo adesso no, ma fra poco, perché adesso la nostra regia è concentrata, giustamente, scusate, noi vi facciamo un poco sballottare, però giustamente è concentrata sulla sta facendo questo impiattamento la nostra Loredana, e quindi loro vogliono dare il giusto risalto. Ovviamente, eccolo qua, pronto con questa cimetta, pronto per andare. Adesso li mettiamo vicino a questi involtini di baccalà, poi mostriamo tutto alla fine, no? Bene.
Allora, dicevamo dei legumi. Complimenti Loredana, bellissimo da vedere, ma immaginiamo anche molto buono come gusto. Buono. Allora, Ecco qui. sì, cominciamo con la preparazione di questo secondo sugo che andrà a condire la pasta. Sì. E facciamo questo doppio primo utilizzando la frutta. Dicevamo poc'anzi nel break pubblicitario, e mi sembra una cosa, molte persone, soprattutto i bambini, dottoressa Cuti, hanno difficoltà a mangiare la frutta, o perché non la vedono proprio sulle loro tavole, o perché non amano il gusto. Come fare per invogliarli, anche un po' forse per trarli un po' in inganno? Non lo so, c'è un modo per comunque far consumare? Per avvicinarli, più che trarre in inganno, diciamo per avvicinarli al sapore e comunque in qualche modo permettere attraverso la nostra cucina di introdurre le proprietà benefiche, perché gli agrumi in particolare sono, diciamo, hanno dei polifenoli unici, come hanno dei nomi difficili come la norangenina, però questo li rende, diciamo, molto antiossidanti, quindi vanno a tamponare i radicali liberi, e nei processi di accrescimento che caratterizza proprio l'organismo dei bambini sono fondamentali per l'apporto di vitamine, sali e minerali, che sono cofattori della sintesi proteica, quindi soggetto anabolico in crescita non può fare a meno di queste sostanze. Vero è che, come diceva lei, questi bambini non lo vogliono. Allora io consiglio spesso, mi confrontavo prima con Loredana, di un po' nasconderli, mimetizziamoli all'interno degli alimenti, come per esempio nelle polpette, nel polpettone. Parlavamo prima della crema di mela, che lì intravedo perché poi tra l'altro c'è anche un perché scientifico. Lo posso dire? Cosa? Dottoressa, lo posso dire? No, e la dottoressa Cuti, lei si inventa pure, crea le sue ricette. Poco fa me ne diceva una bellissima, cioè le mette la crema di mela nel polpettone. Sì, è vero. Faccio fare il tester a mio figlio, che devo dire è un buon gustaio, lui mi ha detto che va bene, è un buonissimo sapore. Quindi se va bene per il ragazzo, penso che gusti. Esatto, in un polpettone diciamo preparato tradizionalmente, la crema di mela permette, diciamo, meglio la digestione della carne per questo enzima che si chiama bromelina. Ma ritornando all'agrume, questi polifenoli noi li possiamo utilizzare come spremuta, per esempio sia nella carne, nel pesce, nel sugo, come sta facendo brillantemente. Ecco, quello che le volevo chiedere, in questo caso Loredana sta premendo questi agrumi, no? E utilizzati, cioè perdono qualche proprietà durante la cottura? Penso alla crema di mela nel polpettone da lei creato, oppure la crema di mela viene introdotta all'interno dell'impasto. Infatti durante la cottura c'è la possibilità tutto ciò che è vitamina e sali minerali è termolabile, quindi è normale che insomma viene però diciamo è comunque l'apporto nutritivo rimane quello di fibre che sono fondamentali, e poi anche diciamo il sapore e la digeribilità dell'alimento. Ma nella spremuta, come sta facendo Loredana, diciamo si mantiene comunque la capacità nutrizionale. È anche il tempo che degrada l'alimento, cioè se noi compriamo gli agrumi e li vediamo essiccare sulla nostra tavola, non hanno più quelle capacità diciamo al di là del nutrimento, e quindi parliamo di vitamine e sali, quelle sostanze bioattive che vanno a comunicare con il nostro DNA. Quindi compriamo un po' per volta, insomma, se ci rendiamo sarebbe conto meglio. Che poi compriamo gli alimenti freschi e li facciamo invecchiare a casa, questo non va bene. Non va bene. Allora ognuno poi ha una propria organizzazione della spesa quotidiana, però un consiglio che ci sentiamo di darvi è proprio questo. La cipolla è un altro nostro prodotto ottimo, la vedo un po' ne ha affettato sul suo tagliere Loredana. Siamo curiosi di vedere il risultato finale di questa ricetta. Un'altra cosa bella che loro fanno nella propria azienda, ma che sempre con prodotti bio, io non dico a chilometro zero ma a centimetro zero, sono le marmellate. Buonissime, sì, si vedono già. Si vede, adesso le inquadra la nostra regia. Di solo frutta che abbiamo in casa, abbiamo tutta la linea degli agrumi, dal mandarino cinese al cedro, al limone, arancio e mandarino.
Il mandarino è quello, ecco, quello che sto usando adesso, che è profumatissimo. Adesso si è sprigionato questo profumo, il vero profumo del mandarino, che a me ricorda veramente, non so, sarà un ricordo ancestrale, sarà un ricordo, non lo so, dell'infanzia, ma mi ricorda il Natale, proprio il profumo tipico del mandarino, quello DOC. In questa ricetta utilizzeremo sia la polpa che le bucce e il succo. Perché tutte e tre le componenti sono necessarie, morbide, non disturbano assolutamente il risultato del piatto. Non si butta via nulla di questo mandarino, viene utilizzato tutto. Un'altra cosa che vedo nel nostro cesto della frutta che avete presentato sono dei kiwi, no? Sì, perché in abbiamo Calabria... anche noi una produzione. Sì, importante, ce l'ho anche persino io, che sono una delle più piccole. Quindi crescono bene nella nostra terra. Sì. È vero, sì, hanno questa peculiarità. Il kiwi rispetto agli agrumi ha un contenuto di vitamina C superiore, 85 mg per 100 grammi rispetto ai 100 grammi degli agrumi. E anche un piccolo contenuto di omega 3, quindi diciamo sempre per la mia attitudine a unire frutta con gli alimenti, può insaporire i nostri piatti, renderli gustosi e è veramente oltretutto un'idea in più, no? Sì, ma poi voglio dire, ecco, la vitamina C, noi ricordiamo, magari i nostri telespettatori oltre al piacere del gusto vogliono avere qualche informazione un po' scientifica. Ci difendono dalle influenze stagionali, dai raffreddori di stagione, per cui questo gli dà un valore aggiunto. L'abbiamo detto in altre circostanze, dottoressa Curti, però lo vorrei ripetere, no? Noi in natura abbiamo tutto, abbiamo tutte le vitamine, quindi se facciamo un'alimentazione corretta, equilibrata, bilanciata, non abbiamo necessità e bisogno di ricorrere, no? Cioè, molte persone ricorrono a degli integratori, a delle vitamine, eccetera. Lo diciamo sempre, è così, no? Sì, è vero. Bisogna ricorrere all'integratore laddove vi è una carenza, manifesta. Ad esempio un'integrazione che facciamo spesso è la vitamina D. Ora io non lo vedo su questa tavola, però per esempio la fonte vegetale maggiore... Si parla tanto di questa vitamina, ma perché ce l'abbiamo tutti bassa questa vitamina D? Beh, le spiegazioni sono diverse, è bassa perché è un ormone steroideo in fondo alla vitamina D, che ha un effetto, come si dice scientificamente, pleiotropico, cioè ha geni, a recettori su tantissime cellule del nostro corpo, quindi non ce la fa in qualche modo a sopperire a tutte le sue funzioni. È conosciuta molto per il metabolismo dell'osso, quindi si sa che garantisce e previene l'osteoporosi, garantisce la prevenzione dell'osteoporosi, però noi addetti ai lavori ne conosciamo le altre funzioni, per esempio sulle malattie cardiovascolari e anche tumorali. Qual è la fonte alimentare maggiore? Nel mondo vegetale i funghi, nel mondo animale il pesce grasso, quindi salmone, ma lo stesso anche pesce spada e le carni bianche. In terza posizione ci sono i formaggi e i latticini, quindi al di là di quello che magari consumiamo con un po' più di moderazione, con un po' più di moderazione, e latticini, lo sappiamo, teniamo sempre presente questa nostra piramide alimentare che ci consiglia, ci guida, Ci guida, sì, assolutamente. Ecco. Abbiamo solo 5 minuti, non ci posso credere. È volato il tempo. È volato, siete proprio bravi. Allora, tanto noi siamo bravissimi, cerchiamo di velocizzare il tutto. Allora, cosa abbiamo messo in questa padella? Abbiamo messo il nostro fantastico olio d'oliva, un po' di cipolla. Adesso metteremo subito la polpa di mandarino. Ecco, qua lo ricordiamo, la nostra agri-chef Loredana De Brasi ha tritato tutto, perché tanto questo è un mandarino biologico, che più biologico non si può, e quindi abbiamo tritato tutto e mettiamo insieme. Ovviamente noi per questioni di tempo adesso magari non possiamo aspettare proprio che la cottura sia perfetta, però la procedura è quella che conta. Quindi mettiamo adesso un po' di induia. Prendiamo subito l'anduia, ce la mettiamo dentro che la facciamo sciogliere. Questa anduia, lo sappiamo, in Calabria siamo... Di questa ne va consumata poco, dottoressa Curti, perché è molto grassa, vero? È molto grassa, contiene anche grassi saturi che non sono, il nostro obiettivo nutrizionale, però sono all'interno della dieta mediterranea, un 10% rispetto al 15% degli altri grassi poliinsaturi del pesce, monoinsaturi dell'olio d'oliva, però voglio dire,
ci sta anche, ha un suo perché, soprattutto poi stiamo parlando di Natale, quindi di giorni particolari, ce lo possiamo Allora, permettere. come cercare di come dire, limitare i danni, ecco, se così possiamo dire? Con le combinazioni corrette che ci sta insegnando Loredana. Perfetto. Potere antiossidante della frutta unita al, diciamo, all'alimento sapido e ahimè un po' ricco di grasso che diciamo, rappresenta questa carne conservata che è l'anduia, ma all'insegna del buon sapore, del buon gusto e delle tradizioni. Assolutamente, Ci tanto vuole. abbiamo presentato veramente i prodotti stagionali, i prodotti della nostra tradizione culinaria anche per questo periodo di festività, e delle idee che possono essere utili e che fanno bene sia per la salute che per il palato, per il gusto, perché sono comunque gustosissime e salutari. E poi chiaramente le quantità. Bravissima. Le quantità. Infatti sono le perché quantità. se ne mangiamo 40-50 grammi di questa pasta, poi di quella di prima, di altre che se ne possiamo fare. Non penso, dottoressa, che pregiudichiamo la nostra salute. Assolutamente. Poi serve anche la soddisfazione di avere, come dire, serenità e allegria attorno a noi per poter fare tutto ciò che facciamo. Assolutamente, certo, infatti quando sentiamo dire no, ma le diete sono tristi, le diete... No. Allora ecco, insomma, è tutta... Guardate un po' che colori che diventano. È cioè, voglio dire, la curcuma, le cose... La dieta... Noi l'abbiamo sempre qui, a portata di mano. La curcuma mi dà il gancio perché insieme alla vitamina D è riconosciuta come farmaco oramai, cioè portiamola nelle nostre tavole. Bene, io la uso molto, lo bravissima, noi andiamo già d'accordo, lo vedo. Sì, il pepe nero ne assorbe, ci diamo gli assis noi, bravissima. Pepe nero facilita l'assorbimento della curcuma, ma in realtà è una spezia nobile perché imbavaglia i geni cattivi, adesso questo è l'atto cruciale. È l'atto. Invece di sfumare con un vino, noi sfumiamo col mandarino. Di mandarino. Ecco. Dopodiché lasciamo che si addensi un pochino e poi possiamo mescolare e amalgamare il tutto con la pasta. Allora amici, mentre qua io approfitto di questi veramente pochissimi minuti a nostra disposizione per ricordare che siamo stati in compagnia, e una cosa solo voglio dire, stop al cibo anonimo, che abbiamo. Questo è importante. Vuoi velocemente ricordare di cosa si tratta? Allora eccoci qua, è fondamentale, stiamo raccogliendo le firme per la sottoscrizione di questo referendum. Inquadro io, dai. Praticamente stop al cibo falso, è fondamentale per noi produttori, per la salute degli italiani, quindi tutti dobbiamo firmare perché è utile a tutti. Insomma, si chiede all'Europa di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti. Per proteggere cosa? La salute? E certo, per prevenire le frodi alimentari e per garantire i diritti dei consumatori. Quindi stop al cibo anonimo. Allora, abbiamo appreso tante cose belle, importanti, quindi abbiamo presentato questi piatti, delle idee che potete rubarci, le possiamo rubare alla nostra agri-chef Loredana De Brasi, che dirige a Cirimarco, appunto Villa Cirimarco, questo agriturismo dove propone tutti i piatti con prodotti del suo orto, del suo giardino. Grazie. Allora, abbiamo dato un'idea, gli spazi sono quelli che sono. Io ho cercato di... Per una cenetta, magari per il cenone, la vigilia di Natale, abbiamo fatto questi spiedini con baccalà, la melanzana, e poi per dare un po' di colore abbiamo messo questi pomodorini. Adesso questi li posso lasciare, non mi servono più. Mario, mi segui? Sì, con i pomodorini. Poi facciamo un assaggio di due paste. La prima è stata fatta, eccola lì, con le cimette di broccolo, il broccolo ramato di Calabria, broccolo e acciuga, e poi il peperoncino. Invece in questa seconda pasta abbiamo fatto sempre una calamarata fatta con il mandarino, succo e polpo, abbiamo utilizzato tutto, l'anduia e anche la curcuma, che è una spezia veramente, abbiamo sentito dalla dottoressa Curti, molto molto importante. È vero. Quindi questi due primi e poi potremmo aggiungere anche, adesso non abbiamo tempo, ma potremmo, chiedo a Loredana, potremmo aggiungere anche in questa ricetta, sostituendo all'anduia i tocchetti di pesce spada?
No? Secondo me un po' di pancetta tipica calabrese, un po' di pancetta. lardo, insomma un grasso. Insomma, per questa deve essere compensare. più Che cosa ne corposa. dice, dottoressa? Con gli agrumi è meglio un po' di grasso. Un po' di grasso, sì. Quindi agrumi con le cose un po' più si grasse. sposano benissimo. Vabbè, io sarà perché amo il pesce spada, però insomma. Il pesce spada lo Lo possiamo... leghiamo con la melanzana? Allora, il pesce spada io lo leggo con le vellutate di legumi. Beh, che ah, vanno Vellutate benissimo. di legumi, sì. Bene, allora mentre la nostra chef Loredana De Brasi sta Eccoci. impiattando questo piatto, amici, io ne approfitto. Intanto vi ringrazio perché per questa poi andiamo a concludere il nostro anno e quindi vi ringrazio perché Salute e Prevenzione è sempre un appuntamento che ci sta dando le nostre soddisfazioni. Ci dobbiamo spostare. Ci spostiamo sotto l'albero. Andiamo sotto l'albero con un pranzo di Natale. Bene. Va bene. Ok. Allora, grazie, siamo qui per farvi gli auguri veramente di un sereno Natale, di gioiose festività e vi diamo appuntamento con Salute e Prevenzione al prossimo anno. Ringrazio la chef Loredana De Brasi, ringrazio la dottoressa Chiropita Curti che è sempre molto gentile con noi, ci viene a trovare, ci dà sempre dei consigli preziosi. Allora amici, buon Natale, buone feste e mi raccomando, proponete ai vostri ospiti per Natale una di queste pietanze. Un saluto a tutti, buon Natale. Auguri. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.